Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi torniamo un pochino ai tempi dell'esame della patente, ma non solo, nel senso che questa mattina sono con noi ospiti le autoscuole del Veneto, ma anche gli studi di consulenza automobilistica. Allora vi presento subito i nostri ospiti: Vittorino Paggiaro, coordinatore interregionale delle autoscuole del Triveneto. Buongiorno. E Luigi Veronese, coordinatore interregionale degli studi di consulenza automobilistica sempre per il Triveneto. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuti con noi. Siete venuti a parlarci di una situazione che diciamo così è molto difficile in questo momento per entrambi i settori, sia per le autoscuole che per gli studi di consulenza, perché tra i tanti uffici che sono in sovraorganico ce n'è uno che invece è in sottorganico, veramente in maniera pesante, che è la motorizzazione civile, da cui dipendono veramente tantissime pratiche automobilistiche, dall'esame di guida fino, diciamo così, a tutti i problemi che si possono riscontrare con la patente o con il veicolo. Qual è la situazione? Lo chiedo prima quindi a Luigi Veronese e poi a Vittorino Paggiaro, per entrambi un focus, diciamo, su quello che è il vostro ambito. Prego. Allora, parlo io per primo? Sì, certo. Ecco, Ho fatto buonasera, io, buongiorno a tutti quanti. La situazione delle motorizzazioni civili per quanto riguarda il Triveneto, area per la quale ho l'onere e l'onore di rappresentare, sta vivendo negli ultimi momenti, negli ultimi mesi, una situazione paradossale, nel senso che a fronte dell'aumento del carico di lavoro non c'è stato di conseguenza anche un aumento della dislocazione di personale che possa occuparsi di questa cosa qua. Per fare un numero, a livello nazionale, a fronte di un organico di 7.500 persone, più o meno erano quelli di 4-5 anni fa, siamo adesso a 2.500 persone in organico, quindi ridotto di un terzo, esatto, se non vado errato, se la matematica ridotto di due terzi, sì. È ridotto a un terzo, ridotto di 2 terzi e siamo a un terzo dell'organico precedentemente. Riduzione che è data dalla quiescenza, data di sopraggiunti limiti di età per adesso la quota pensione. 100, queste adesso cose qui faranno il resto, diciamo. Sì, è un fenomeno destinato ad aggravarsi, una situazione destinata ad aggravarsi. Devo dire che gli uffici della motorizzazione stanno in piedi grazie sicuramente alla volontà di tante persone che lavorano in questi uffici, uffici nei quali non nascondo o non mi nascondo dietro un dito nel dire che in questi uffici non ci lavorerei mai, perché sono nel caos più completo, perché sono sedi molto vecchie di solito. Sì, la vetustà degli uffici, nonostante gli sforzi di vari direttori che magari non sono state adeguate dal punto di vista dei computer e di queste cose qui. No, su quello c'è un costante aggiornamento, se devo dire, ad onor del vero, su quello di quello non ci si può lamentare. Il problema è che ci sono le macchine, ma chi ci mettono davanti poi? Non c'è il personale. Ecco, questo già è un problema serio e diamo anche voce così a chi lavora alla motorizzazione civile, gli diamo una mano e speriamo che presto le cose possano cambiare, anche se sentiremo dai nostri ospiti non è così facile formare il personale della motorizzazione civile, ma tutto questo poi diventa un problema anche per chi si trova ad avere a che fare con la motorizzazione. Sì. Ci sono riflessioni negative di non poco conto, perché le tempistiche per le revisioni periodiche annuali per i veicoli pesanti, obbligatorie per legge, insomma, se un'impresa intende fare una prenotazione per una revisione oggi, appunto in previsione del fatto che questa scada alla fine di aprile, quindi con un lauto mese d'anticipo, non potrà revisionare il proprio veicolo se non verso la fine, inizi del prossimo anno. Fine di quest'anno, sono 8-9 mesi,
poi ci sono tempi che si discostano da una provincia all'altra. E uno cosa fa? Circola senza revisione, a rischio multa? No, circola in deroga, perché prenota e circola in deroga. Con la prenotazione almeno può esatto, circolare in deroga. E quindi noi dobbiamo... Però i mezzi devono essere sicuri, insomma, la sì, revisione, stiamo parlando soprattutto dei camion, mezzi pesanti, che hanno revisione annuale proprio perché hanno anche chilometraggi importanti e quindi hanno bisogno di essere messi a noi non ci resta verificati. che confidare sull'etica professionale di questi operatori che prima, per mettere in salvo prima la propria esistenza e poi quella degli altri, provvedano e continuino a fare a mettere in atto tutte quelle azioni che consentano di avere un veicolo in perfetta... Le prestazioni del veicolo perfette, anche se devo dire si vede circolare di tutto, anche perché ormai veramente il mondo si muove, per cui vediamo camion di tutte le nazionalità e quindi è veramente difficile, anche questo sarebbe un argomento forse da sollevare. Vittorino Paggiaro, abbiamo sentito cosa succede per le revisioni e dal punto di vista della sicurezza e anche della possibilità per le aziende di sentirsi comunque in regola, se vogliono essere almeno quelle brave in regola. Dal punto di vista invece di chi deve fare la patente, si mette di buzzo buono e vuole arrivare a questo esame, cosa sta succedendo? Vado sempre su quello che ha detto Veronese, naturalmente. Il problema è sempre naturalmente il personale, anche là, perché oltretutto certi esaminatori sono anche dei tecnici, che sarebbero quelli che dovrebbero fare le revisioni da loro, poveracci, devono andare da una parte e dall'altra. Da noi a Padova, parlo di Padova naturalmente, un terzo, come ha detto Veronese, è verissimo, cioè non abbiamo personale, non riusciamo logicamente nei tempi normali che si faceva gli esami, naturalmente non riusciamo. Una patente adesso, faccia conto che da noi abbiamo un bacino di utenza sui 1100 persone, parliamo di teoria, solo per l'esame di teoria, riusciamo a dare possibilità a questi utenti... A settimana stiamo parlando? No, a mese. Riusciamo logicamente a dare uno sfogo, ma al massimo a 900 persone, ne rimangono fuori sempre 100, cioè per dover fare. E le persone cosa dicono? Cosa vi dicono? Esatto, questo è il problema. Il foglio rosa intanto va avanti e la gente logicamente si nervosisce, come ha detto Veronese giustamente, non vanno alla motorizzazione, dicono giustamente io sono venuto qui a farmi la patente. Io non sono pagato anche una cifra per le guide e tutto, e pretendo di avere venuto, un trattamento. E noi cerchiamo di tenere buoni l'uno e l'altro, perché onestamente le nostre associazioni servono moltissimo, perché facciamo da cuscinetto veramente, perché se noi prendessimo i nostri utenti loro e dicessero tutti andiamo in motorizzazione, non so come potrebbe la motorizzazione resistere su una cosa del genere, e noi cerchiamo di tenerli insomma un po' tranquilli. Certo che capisce che a un certo momento un ragazzo non vede l'ora di avere la sua bella patente in mano. Il ragazzo è così, ma facciamo anche patenti superiori, abbiamo gente che... E poi ci sono persone che devono usarla ovviamente diciamo per lavoro, le patenti per i camion, per i mezzi pesanti, per gli autobus. Esatto, riusciamo già ad andare molto meglio. Abbiamo 2 ingegneri a Padova, in tutta la provincia di Padova ci sono 2 ingegneri, tecnici credo che ce ne siano 5-6 da noi, 5-6, cioè abbiamo bisogno, vengono esaminatori da fuori provincia, noi abbiamo esaminatori da Rovigo, vengono giù da Belluno, quindi dalle parti, voi siete entrambi rappresentanti del Triveneto, questa è una situazione che sta riguardando tutte e 3 le regioni o ci sono delle differenze? Ci sono delle motorizzazioni, cioè quelle che sono più diciamo in sofferenza è Padova e Vicenza. E Verona? Sì, Verona però ho sentito anche oggi che cominciano però se posso, scusami se intervengo. Perché noi andiamo in onda nel Triveneto, per cui ci vedono e vogliamo rassicurare almeno alcune aree. Bisogna fare un po' un distinguo, perché è vero, noi siamo coordinatori del Triveneto, ma lei, come mi insegna, c'è la Regione Veneto, che è una regione a statuto ordinario, e poi ci sono le altre 2 regioni, che sono 2 sono province autonome e l'altra
rientra, Udine anche, Venezia invece, cioè Trieste invece rientra sempre nell'ordinamento generale, diciamo, quello della... allora, le due province a statuto speciale è chiaro che hanno situazioni idilliache da questo punto di vista, le motorizzazioni sono gestite dalle province, sì, hanno il problema del bilinguismo, ma non hanno il problema del personale. Trento, Bolzano, per esempio, Trento e Bolzano, pur avendo ma io le posso dire che noi come associazioni di categoria abbiamo un tavolo aperto continuo con i direttori generali territoriali e troviamo sempre le porte aperte, anzi spalancate, per cercare di trovare una soluzione. Purtroppo questa soluzione, che si era già incancrenita appunto per la carenza di personale, si è ulteriormente incancrenita, mi ripeto, con l'entrata in vigore del decreto sicurezza sulle estere, le cosiddette esterovestizioni, perché... Spieghiamo al nostro pubblico cosa sono. È una cosa molto semplice, sì, in realtà. No, in realtà non è molto semplice, non è neanche molto semplice da spiegare con termini, perché per gli addetti ai lavori forse diventa più facile. Ossia, bisogna dire questo: i residenti stranieri, cittadini stranieri residenti in Italia, in possesso di un veicolo circolante in Italia, con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, avrebbero dovuto immatricolare il veicolo in Italia, nazionalizzare quel veicolo in Italia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma. È chiaro e qui che sta il bello, oppure esportarli, rimpatriarli, non rimpatriare questi veicoli. È chiaro. Quindi che file ulteriori agli sportelli? Ma c'è stato, perché le nazionalizzazioni poi hanno un canale diverso da quello delle immatricolazioni ordinarie, perché il 90% dell'immatricolato ordinario non soggetto a titolo autorizzativo viene di fatto effettuato presso le agenzie di pratiche automobilistiche, ora chiamati studi di consulenza, che dispongono di questo servizio, che è lo sportello telematico dell'automobilista, che è entrato in vigore, se la memoria non mi tradisce, nel 2001. Quindi il 90% di immatricolato ordinario passa per gli studi di consulenza automobilistica e quindi togliendo una parte di lavoro al personale della motorizzazione, che si è notevolmente assottigliato. Però le nazionalizzazioni hanno un percorso diverso, passano attraverso la verifica dell'Agenzia delle Entrate, che ha un protocollo di accreditamento telematico aperto con il Ministero dei Trasporti. Prima si deve fare, entriamo nei tecnicismi. Esatto. Comunque là siamo in questo momento a circa 40-45 giorni operativi per l'evasione di una nazionalizzazione. Lei si immagini la badante che ha la macchina, la deve targare, si sposta con questa macchina, che ha la macchina ferma in realtà da 45 giorni. Perché se non ce l'hanno devono stare fermi? Non possono muovere, appena il sequestro del veicolo, c'è il fermo amministrativo e in alcuni casi anche la confisca, quando questa cosa è ripetuta. Vabbè. Comunque adesso... Hanno messo dei limiti veramente molto stretti nel decreto, non ci sono proroghe... Ma in realtà la legge già esisteva, cioè c'erano già dei termini entro i quali si dovevano regolarizzare questi veicoli, che sono sempre stati disattesi poi, vuoi per umana comprensione, vuoi per altri motivi, mancanza di controlli su strada, questi erano disattesi. Però abbiamo avuto, in un tavolo tecnico la settimana scorsa, abbiamo avuto l'assicurazione che passata questa marea, questa bufera, chiamiamola iniziale, diciamo così. Iniziale, adesso pian piano è un effetto che si sta sgonfiando, ma per il momento siamo ancora in alto mare, intasati. Mamma mia, quello che è importante anche sottolineare è che appunto ogni nuova norma porta con sé qualche complicazione, e a proposito di questo, per quanto riguarda le autoscuole, sta cambiando un po' tutto, insomma è ovvio, stiamo entrando nell'era digitale, si sta cambiando un po' tutta la procedura, sta per entrare anche in vigore il famoso documento unico di cui parleremo poco, ma la cosa importante per i
ragazzi soprattutto, che è cambiato l'esame per la patente della moto. E anche questo sta creando problemi molto seri, perché questo esame sembra fatto per dei campioni dei manici, come dicono i motociclisti in gergo, cioè gente che la moto la sa portare molto bene. Deve saperla portare abbastanza bene, non è più basta salirci sopra e fare il girettino. Adesso hanno 2 circuiti da dover fare le prove d'esame, uno diciamo più limitato e uno più lungo. Su quello limitato in 15 secondi devono fare il circuito. Ed è fattibile? Sì, è fattibile. Per esempio cioè, la difficoltà avviene sulla 125, perché non avendo più di tanta potenza, logicamente, poi se la 125 è anche a cambio meccanico, non in presa diretta, si perde tempo ogni volta e i tempi passano. E se non rispettano i 15 secondi a casa. Esatto. Però il bello deve ancora venire, perché c'è anche un altro circuito più difficile. Esatto, più difficile, su il percorso più lungo. E sono 90 metri, deve fare tutto un circuito, logicamente uno slalom prima, poi dovrà dare un'accelerata a fondo, ma parecchio proprio, e evitare un ostacolo, e quello si fa entro i 25 secondi. Chi non è uno smanettone, tanto per capirsi, che è capace di usare la moto, è naturale. Ma anche la patente B è cambiata tantissimo da quello che era una volta, perché adesso con una patente B ci vogliono, tra l'inizio, perché prima di iniziare ci sono genitori che ti arrivano e ti dicono: ma come? L'hanno interrogato che ha fatto la teoria 15 giorni. Adesso prima di iniziare si fa la fase 1. La fase 1 chiedono le parti importanti di sicurezza del veicolo, e se non le sai vai a casa subito senza salire in macchina. Poi ci sono le manovre e poi logicamente si viaggia per le strade. Per la strada si sta dai 15 ai 20 minuti in auto, e in 15-20 minuti sa quante rotatorie si fanno? Certo. Per dirle, ecco. Si deve entrare sulle tangenziali, cioè sapere entrare alle velocità, cioè non è più quell'esame diciamo semplice, non facile, semplice come era una volta, anche perché adesso il traffico è quello che è, insomma. Eppure vediamo che gli incidenti sono comunque tanti, nonostante ci sia stata una... Cioè adesso bisogna essere sia anche del un po' codice della strada, sia appunto scaltri. degli esami, però voi che siete così tanto esperti, vi faccio parlare solo un attimo di sicurezza, perché devo dire che sono proprio impressionanti soprattutto nel fine settimana, le cronache che dobbiamo dare come mezzi di informazione di ragazzini. Molto spesso sono proprio ragazzi appena patentati, che escono di strada, vanno in fosso, magari sono in 4-5 in macchina, ci sono le vere e proprie stragi, persone che se non perdono la vita comunque ne hanno conseguenze per la vita. Che cos'è che manca? Beh, secondo me come istruttore intanto manca proprio il fattore pratico. Succede spesso che vengono alla scuola, questo dipende anche dai genitori delle volte, e naturalmente il mio ragazzo è capace di fare cosa? Mettere la marcia, alzare la frizione e fare cosa? Cioè qui ci vuole l'esperienza, la macchina corre, devi imparare a frenarla. Invece naturalmente si trovano, come ha detto lei, che arrivano a una certa velocità convinti di essere nei tempi corretti, invece le manca qui 3, 4, 5 metri dove si rischia logicamente di farsi del male, di uscire, di tamponare, di fare. Poi non parliamo dei telefonini, perché sennò entriamo su un capitolo proprio dolente, questo qua, perché sinceramente no. Comunque avremo modo di parlarne, perché io ritengo che di sicurezza bisogna parlare di più, perché purtroppo è anche se le persone sentono parlare delle cose, capiscono quali sono i problemi. Un ragazzo che ci sta ascoltando magari la prossima volta che è alla guida dice: però vedi, ho sentito dire che però bisogna calcolare meglio le distanze, e ci pensa.
la prossima volta che sale in macchina. Oggi parliamo di cose burocratiche perché veramente ce ne sono tante e sono stupefacenti. Per esempio, tassa di circolazione è una cosa che bisogna pagare sostanzialmente. Cosa succede? Che essendo che questa è una normativa appunto che riguarda le regioni, qua c'è una giungla, mi rivolgo a Luigi Veronese, è una giungla vera, per poche lire poi tra l'altro. Vabbè, è sicuramente una giungla come tutto ciò che riguarda l'aspetto tributario in Italia, voglio dire, questo non è l'unico neo del sistema tributario, parlano tutti i giorni di riforma del fisco, c'è una competenza che dal 99-2000 è diventata territoriale. Ogni regione ha la facoltà di legiferare in materia di modalità di incasso, importi e quant'altro. Adesso poi con l'entrata in vigore del sistema PA, come pago pubblica amministrazione, arriva un cittadino che, voglio dire, che potrebbe benissimo essere residente in una provincia limitrofa con la Regione Veneto, e in Regione Veneto non riesce a pagare la sua tassa di circolazione, che è di competenza dell'Emilia Romagna piuttosto che del Friuli Venezia Giulia, a meno che non ci sia un sistema di PA. Oppure, altro esempio ancora, il cittadino che va a comprare un veicolo in Emilia Romagna e per essere ligio alla norma il giorno dopo, o se non anche dopo 15 giorni, volesse pagare la tassa di proprietà, perché cioè, non è il termine giusto quando parliamo di tassa di circolazione, ma è tassa di proprietà, il cittadino che vuole pagare, essere ligio, pagare la propria tassa di proprietà in Regione Veneto, entro i termini stabiliti, sì, riesce forse a pagarla perché ci sono gli studi di consulenza automobilistica convenzionati con la Regione Veneto che si fanno carico di aggiornare questi archivi perché altrimenti non lo sarebbero in tempo reale, con un dispendio di energie, economico e quant'altro, ma questo posso dire anche a tariffe che sono veramente irrisorie, ma che comunque possono essere anche, voglio dire, possiamo dare, noi abbiamo un lavoro che è un po' borderline, siamo siamo gestori di servizio pubblico e quindi questo aspetto può anche starci nell'attività. Io lavoro, mi hanno dato delle funzioni che sono, fra virgolette, pubbliche, è giusto che io assolva a queste funzioni, però da assolvere delle funzioni in maniera, diciamo, che sia congrua, che sia veloce, che sia snella, e invece trovarsi in una giungla, in un carico di lavoro che è importante, che pesa appunto sull'ordinario, diventa... sì, passa, ma guardi, adesso noi siamo alla vigilia, lei parlava di documento unico prima, siamo alla vigilia di un'altra importantissima rivoluzione proprio amministrativa. Doveva entrare in vigore lo scorso 1° gennaio, poi per tutta una serie di motivi anche non solo tecnico o burocratici, l'entrata in vigore è slittata al prossimo 1° gennaio 2020 con un probabile inizio di sperimentazione dal prossimo luglio. Orbene, la vecchia carta di circolazione e il vecchio certificato di proprietà digitale o meno che sia andrà, tra virgolette, in pensione al loro posto. Nascerà questo documento unico, il quale conterrà, oltre i dati tecnici, conterrà anche la proprietà. La conservatoria della proprietà rimarrà comunque gestita dal pubblico registro automobilistico, mentre la motorizzazione si occuperà del ricevimento delle istanze e dell'emissione del documento stesso. Lei pensi al carico di lavoro che avranno di nuovo le motorizzazioni. Assolutamente. Ecco, è vero che saranno preparati dei pacchetti digitali e questi verranno trasmessi con firma digitale certificata all'archivio della motorizzazione, però è un'innovazione non da poco. Infatti ci sono dei tavoli aperti
speriamo che... A proposito di questi tavoli aperti, un tema che abbiamo prima un po' sorvolato, diciamo così, sono tavoli aperti con gli uffici delle motorizzazioni, ma ovviamente anche la nomina di personale dipende dal Ministero, il quale vi ha dato delle rassicurazioni che ci sarà un'immissione di personale nuovo alle motorizzazioni civili. Avete fiducia in questo? In che tempi potrebbero arrivare? I tempi, secondo quello che ci hanno detto, dovrebbero essere entro l'anno. Hanno parlato di giugno, ma non ci crediamo. Io non so, noi tutti, anche loro, insomma, sinceramente è troppo presto per avere personale, oppure potrà arrivare la persona che non è quella che risolve la... Perché quello che voi dite è che non è che sia un personale qualsiasi, deve essere personale qualificato, è un personale che deve essere formato. Sì, preparare un esaminatore, un tecnico, logicamente, per fare revisioni, non è una cosa che si prende un ingegnere, lo troviamo per la strada, lo mettiamo lì e fa. Ci vuole i suoi tempi, insomma, devono fare dei corsi, devono fare... abbiamo ricevuto delle dichiarazioni di un certo tipo, in un certo momento dell'anno, ma noi non ci è dato di sapere né quanti saranno, né quando arriveranno. Posso riportare quanto ho capito o quanto affermato nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, che il direttore generale della motorizzazione civile Nord-Est parlava che per sistemare la questione in Veneto, revisioni, 6-7 tecnici basterebbero veramente a riportare tutto alla normalità. Ci sono uffici in altre aree d'Italia che sono in surplus, esatto. hanno tecnici non in avanzo, ma che comunque coprono in maniera... Non c'è nessuno che vuole venire qui. Non lo so, però... Come è stato fatto con gli insegnanti, magari si può fare anche con la motorizzazione. Io guardi, vedo proprio che le motorizzazioni nel nord-est stanno andando avanti perché c'è un materiale umano che si presta ai sacrifici. La famosa tecnica, adesso non so, chiedo alla regia un'inquadratura, del tirarsi su le maniche sostanzialmente. No, è vero. No, ci sono delle persone veramente, quelle che ci sono adesso momentaneamente sono persone valide e si danno da fare, perché si capisce che non si può tirare fuori sangue dal muro, non c'è niente da fare. Sentite, un altro tema, abbiamo pochi minuti, però volevo dare un po' il quadro della situazione in tutti gli ambiti. Dicevamo prima degli esami di guida, no? Anche le sedi dove questi esami vengono fatti sono un po' inadeguate là dove ci sono, perché ci sono anche luoghi dove fa fatica ad avere la sede. No, per la pista principale. Sì. Adesso purtroppo, cambiando questo percorso, essendo più di 20 metri superiore di quello di prima, non è facile trovare percorsi, perché logicamente tratti dove siano, perché devono essere tutti asfaltati, non ci devono essere tombini che limitano, cioè, come si dice... creino problemi nella guida, ecco, l'ostacolo della moto, e non è facile. E adesso tutti quanti, insomma, si cerca di raggrupparsi presso quelle piste dove è tutto già a norma, esatto, dove c'è stata già fatta l'adeguamento. Su quelle piste lì. Però onestamente Padova è un fulcro enorme, sia un bacino enorme, cioè sia come patenti moto, patenti auto, cioè noi abbiamo l'università e abbiamo la zona industriale, che lei capisce cosa c'è di utenza, perché ne abbiamo tanta, e logicamente la motorizzazione, ripeto, non sto qui adesso voler a difenderla, ma non c'è neanche da accusare, perché se non hanno personale non hanno personale. Cominciare dagli spazi di lavoro, se non ci sono le persone, dai luoghi, per concludere, volevo solo dire una roba. Lascio con la... No, non volevo solo. Il tecnico, e lui lo sa benissimo, deve fare il tecnico e deve fare l'esaminatore.
Cosa non facciamo? Lo tagliamo a metà, dividiamo a metà. di qua. E tante volte anche il lavoro Lascia lei amministrativo. la conclusione, gli ultimi 20 secondi. Prego. Guardi, velocemente, noi praticamente stiamo lavorando a vista, noi facciamo da cuscinetto fra la pubblica amministrazione e l'utenza, assorbiamo i malumori dell'utenza privata, ma anche delle imprese che devono immatricolare, che devono nazionalizzare, dei ragazzi e delle famiglie che devono far la patente a questi ragazzi. Ci facciamo sempre un po' portavoce di questi malumori, ma poi dobbiamo mediare, traslare, cioè c'è tutto un lavoro che... Insomma, facciamo appello perché si risolva presto questa situazione. Al Ministero. Purtroppo al Ministero. Al Ministero. Ci faremo carico anche noi, se quello. per caso verrà a Nord-Est, di fargli questa proprio. domanda. Grazie di essere stati con noi questa mattina e in bocca al lupo per tutti i prossimi neopatentati. Grazie a voi lei. per lo spazio. Arrivederci. Grazie. Ci vediamo domani, arrivederci. Arrivederci.